Stamattina è stato posto agli arresti domiciliari su richiesta appunto che avevo fatto in attesa della decisione del Tribunale del Riesame che dovrà decidere a seguito dell'annullamento della ordinanza di custodia cautelare da parte della Cassazione. Ho ritenuto fosse necessario e urgente presentare una richiesta di arresti domiciliari e il giudice l'ha accolta. La notizia è arrivata in tarda mattinata. Enzo Lorenzon, 79 anni, accusato di essere il mandante dell'omicidio dell'ex moglie Margherita Ceschin, è agli arresti domiciliari presso una casa di riposo nella Sinistra Piave. Le motivazioni di questa decisione riguardano le precarie condizioni di salute, spiega il legale. Evidentemente forse ha inciso anche il fatto che il procuratore generale della Cassazione, in sede di conclusioni nell'udienza appunto che abbiamo fatto nelle scorse settimane, per Lorenzon aveva richiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame di Venezia, stante la mancanza di eccezionali esigenze cautelari che sono quella condizione che può determinare la carcerazione di un ultrasettantenne. Rimangono in carcere il 38enne Sergio Antonio Lorenzo, accusato di essere uno degli esecutori materiali del delitto, difeso ora dall'avvocato Mauro Serpico, e il 41enne Juan Maria Guzman, ritenuto uno degli intermediari, assistito dall'avvocato Fabio Crea. Attendiamo le motivazioni della Cassazione e quindi la fissazione entro breve tempo da parte del Tribunale del Riesame, che dovrà decidere a questo punto sussistenza della tenuta indiziaria e quindi non solo sulle esigenze cautelari, e quindi confidiamo in una valutazione più ampia e ancor più favorevole. Insomma, presto, se la decisione dovesse essere favorevole agli indagati, potrebbero aprirsi le porte del carcere anche per i due domenicani. Ma, sottolinea l'avvocato Crea, bisogna attendere le motivazioni della Cassazione e la decisione del riesame. Intanto si attende l'estradizione dalla Spagna di uno dei due presunti esecutori materiali del delitto, fuggito poco dopo l'omicidio. L'altro, che si troverebbe sempre in Spagna, non sarebbe stato per ora rintracciato. Margherita Ceschin era stata trovata morta il 24 giugno scorso nella sua abitazione a Conegliano, uccisa barbaramente, senza pietà. Un delitto che aveva sconvolto la Marca e che rischia di non avere responsabili assicurati alla giustizia.